Appuntamento con l'arte e la bellezza, l'impegno ma soprattutto la passione, quella di Francesco Novara per la fotografia che dura da più di 30 anni. In mostra la sua personale dal tema La bellezza che resiste, che verrà inaugurata venerdì prossimo alle 18 al Castello Chiaramonte di Favara. Una carrellata di espressioni, sguardi intensi, emozioni. Un percorso che è un inno alla bellezza in varie forme, perché non sono solamente volti di belle donne, ma sono volti di attori, mentre faticano per tirare fuori il loro talento, o volti di attori già affermati. In realtà diventa un percorso eh, per far vedere come la bellezza tenta di venire fuori, a volte con grande fatica. E sono 10 scatti infatti dedicati a personaggi dello spettacolo già affermati e personaggi dello spettacolo che tentano di venire fuori con il loro duro lavoro. Ci sarà anche la possibilità di assistere a diversi reading, poesie, brani scelti e anche creati per l'occasione. C'è anche qualcosa che ho scritto io, da non perdere sicuramente.